noi quando ci ha proposto Enzo la sua idea l'abbiamo accolta di buon grado, e anche se per un anno non facciamo la Gran Fondo e quindi non tutti i proventi arrivano per Haiti, arriva tutto quello che ne consegue, perché una parte comunque loro ce l'hanno promessa, la gente viene coinvolta e soprattutto abbiamo l'opportunità di entrare nel mondo del più grande media italiano, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, che poi entrare nel circuito di uno dei 10 eventi più importanti al mondo, nel mondo sportivo, perché il Giro d'Italia sta subito dopo i mondiali, Olimpiadi, i Tour, è lì nei 10, per cui è una grande opportunità. In più siamo sinceri, portare la friulanità, portare i nostri territori è un obiettivo di El País sempre stato, cioè noi facciamo anche lo sport, tutto questo finalizzato, però è una grande opportunità e ne siamo orgogliosi, perché noi tutto sommato siamo i tramiti, quindi tutti devono essere soddisfatti. Sono sincero e sono pratico, cioè c'è l'opportunità di dire a un mondo ancora più ampio il mondo degradato di Haiti e il criterio con cui noi aiutiamo, perché non è che solo diamo il pane, diamo tutto un percorso di scolarizzazione e di valori, cioè far credere a questi ragazzi che non è perché sei bianco, perché sei ricco, perché appartieni a una nazione che si vive meglio, ma è avere la salute, avere una famiglia, avere un lavoro, quello è il valore vero della vita. Per dirvi, adesso ad Haiti, che stanno arrivando le elezioni, si ammazzano non guerra fra popoli, ma fra un borgo piuttosto che un altro, e tristemente la vita conta pochissimo. Noi insegniamo invece quello che è vivere. La Onlus, Pane Condiviso, fa questo lavoro. Pradamano è stata una scoperta importantissima l'anno scorso, che abbiamo rilanciato la Gran Fondo. Si sono rivelati interessati ai nostri progetti e li abbiamo coinvolti anche quest'anno. Facciamo la cicloturistica, che va alla 14ª edizione, è diventata una cicloturistica campionato italiano e quindi visibilità ad ampio raggio. La facciamo una settimana prima del Giro, quindi con motivazioni tutte inerenti a un momento di sport di altissimo livello. Quindi non solo, ma Pradamano ci verrà a dare una mano poi alla fine anche nella Gran Fondo della domenica su Cividale. Il 2017 abbiamo già in mente i percorsi. Adesso ci sono già le correnti, c'è chi vuole ripercorrere il Giro d'Italia o tornare alla vecchia edizione, vedremo. Però quel giorno della Gran Fondo avremo già la data e i percorsi per il 2017, sicuro. È indubbio che la Gran Fondo Giro d'Italia è un valore aggiunto enorme alla tappa di venerdì 20 maggio, è un valore aggiunto che sotto un certo profilo premia l'impegno e l'organizzazione di tanti anni del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Ne siamo contenti anche perché c'è l'abbinamento poi con l'aspetto sociale e morale della collaborazione con El País, con la squadra di Haiti che Sante Chiarcosso da tanti anni tiene e organizza proprio per aiutare le popolazioni di quel paese. Siamo molto contenti, siamo consci che è un grosso impegno, però il lavoro non ci spaventa e quindi affrontiamo anche questa edizione 2016 con tanto entusiasmo e tanta voglia di far bene. Il fatto stesso che qui già a Udine le valli di Natisone siano poco conosciute e siano anche sotto un certo profilo poco apprezzate è un momento per me, non dico di amarezza, ma così di tristezza, nel senso che invece sono dei territori che vanno valorizzati. Oggi il rappresentante di RCS ci ha detto che nel giro di 40 giorni siamo già arrivati a quasi 500 iscrizioni a questa Gran Fondo, di cui ben l'80% proviene da fuori regione e questo è importante. Noi dobbiamo far conoscere la regione attraverso questi elementi naturali, l'ambiente che ci circonda. Per questo benvenuta a Gran Fondo e benvenuto anche a tutti quelli che verranno ad onorarla.